caffè con l'esperto è offerto da Uno Magazine. Ben ritrovati ad Un Caffè con l'Esperto, sono Claudio Campagnolo, siamo in Sala Bianca del Caffè Pedrocchi e di fronte a me ho Gaia Petrini. Benvenuta Gaia. Grazie. Allora, Gaia è una contorsionista e io lo confesso è la prima volta che intervisto una contorsionista. Allora, evitiamo i contorsionismi verbali e andiamo subito al nocciolo della questione. Tu hai 24 anni, sei nata sotto il segno dei pesci? Sì. Ti riconosci sotto il segno dei pesci? Sì, abbastanza. Si dice che è un segno di cui fanno parte molti artisti, che ha un grande senso artistico. Sì, io sapevo delle contorsioni mentali dei pesci, ma delle contorsioni fisiche ancora non avevo dimenticato, quindi in questo caso abbiamo anche una prova. Tu sei nata e cresciuta a Noale da genitori toscani. Esattamente, però. Sì, tutti e due provenienti dalla provincia di Siena. E come mai erano qui? Si sono trasferiti prima della mia nascita per questioni lavorative di mio padre. Ho capito. Allora, tu sei, tra l'altro, hai una laurea in scienze infermieristiche, poi dopo parleremo anche di questo aspetto, e fino all'età di 16 anni hai fatto anche nuoto agonistico. Sì, in che stile hai adottato? Principalmente la rana, ma anche il delfino, e fino ad arrivare a livello regionale. E poi ho smesso all'età di 16 anni. Ecco, ma vedi che anche nel nuoto avevi già questa, perché il delfino è uno degli stili più complessi. Si dice che per diventare dei contorsionisti bisogna iniziare fin da piccoli. Tu da che età hai cominciato? È quello che mi era sempre stato detto, invece io ho iniziato dopo i 18 anni. E infatti, nonostante fosse una passione che avevo fin da molto piccola, mi era sempre stato detto appunto che ormai era già tardi e non mi ero mai neanche messa a provare. E a 18 anni invece ho iniziato un corso di ginnastica acrobatica per muovermi un po' 2 volte a settimana, e lì ho scoperto di essere naturalmente abbastanza flessibile, non nel senso che tutto mi veniva subito, ma nel senso che allenandomi avevo dei progressi molto veloci, e quindi mi sono messa molto da sola a casa mia, proprio in salotto, e ho iniziato a fare esercizi regolari ogni giorno, anche guardando video in internet per avere un po' di spunti sugli esercizi da fare. Quindi tu praticamente questa passione che avevi fin dall'infanzia hai deciso di metterla in pratica. Esatto, e ho scoperto che tante persone nel mondo hanno la stessa passione che ho io, tramite internet ovviamente, e che anche dopo una certa età erano riuscite a raggiungere dei livelli buoni, se non a volte ottimi. Ma scusami, tu fammi capire, cioè, ci sono dei video in internet che ti insegnano a diventare contorsionista? Sì, cercando sì, in internet davvero. Allora, e quindi un po' alla volta tu hai scoperto che avevi queste doti. Esattamente. Che poi tra parentesi, infatti io mi sono chiesto, posso sapere attualmente dove vivi? A Noale sempre. A Noale, perfetto. Io dico, ma a Noale non mi risulta che sia una scuola circense, no, assolutamente. Neanche qualche succursale del Cirque du Soleil, e quindi di conseguenza come ti è venuta? Cioè, c'è stato un momento anche della tua infanzia quando tu sei stata colpita, non so cosa hai visto, qualche spettacolo a volte sì, in TV guardavi quando mandano in onda grandi spettacoli circensi, o il Circo di Monte Carlo o il Cirque du Soleil. A te colpiva? La figura della contorsionista mi aveva sempre affascinato molto. Però sì, appunto, la pensavo una cosa lontana, comunque anche molto ristretta all'ambito circense. C'è una cosa che mi ha sempre incuriosito, scoprire qual è il gesto più innaturale a cui si sottopone un contorsionista, il gesto più complicato da effettuare. Sì. È quello che io chiamo il sacro graal del contorsionismo, e che prevede il posizionare le proprie ginocchia di fronte al viso. Generalmente la posizione più classica è quella in cui si ha il mento e i piedi appoggiati. Invece questo prevede di piegare i piedi indietro in modo da posizionare le ginocchia, e quindi si è sostanzialmente piegati in 3. E questa è una cosa che tu riesci già a fare? No, però ci sono vicina. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un Caffè con l'Esperto dove vuoi e quando vuoi. 22 ottobre 2017. Referendum sull'autonomia del Veneto.
Il quesito sarà: vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti espressi. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. L'elettore dovrà presentarsi al seggio indicato nella propria tessera elettorale munito di un documento di riconoscimento valido. Ma questo fatto che sia così poco frequente la figura del contorsionista forse ti agevola dal punto di vista professionale? Sì, questo senz'altro, chiaramente, perché in Italia se qualcuno decide di fare uno spettacolo con una contorsionista, di certo non ha una grandissima scelta. Ma Quindi... questo accade frequentemente? Se voglio dire, le agenzie che ti contattano frequentemente? È stata una sorpresa anche per me, perché io non avevo mai pensato di farne un lavoro, mi allenavo puramente per passione, ma neanche mi passava per la testa. E finché non sono stata chiamata appunto da un'agenzia per fare uno spettacolo in Svizzera e da lì è iniziato... E tu non avevi mai fatto spettacolo? No, e quindi mi sono trovata anche a dover crearmi una coreografia mia e scegliere le musiche, trovare l'abbigliamento adatto. Che dove l'hai trovato l'abbigliamento adatto? Beh, in internet. Sempre in in internet, esatto, si trova tutto online ormai. Sì. Quindi corsi per diventare contorsionista in internet, la tutina in internet. Esattamente, poi ho scelto la mia musica, mi sono creata questa coreografia e da quel giorno ha iniziato ad essere un lavoro, non dico sempre costante, ma quasi. Siccome tu sei una ragazza però con i piedi per terra e giustamente anche hai dedicato del tempo allo studio, saggiamente mantieni i due piedi in due scarpe, che essendo tu una contorsionista ti viene benissimo, potrebbe anche essere una scarpa posta al contrario, e quindi tu continui a lavorare, fai l'assistente di poltrona, fai insomma... Sì, io mi sono laureata 2 anni fa come infermiera e già lavoravo come contorsionista durante l'ultimo anno di università. Poi dopo la laurea, fino a poco tempo fa, ho lavorato esclusivamente come contorsionista principalmente con un gruppo anche di ballo, vivendo per 1 anno a Roma, dove lavoravo con un'agenzia. Tra l'altro hai fatto anche una partecipazione in un programma RAI, I Soliti Ignoti. Esattamente, sì. Dove si doveva indovinare il lavoro che... Sì. Ci sono riusciti oppure no? Sì, ci sono riusciti, anche perché... Avevi la tutina addosso forse? No, però tra i vari concorrenti era un po'... Sembravi quella più Sì, flessibile, va bene. E quindi poi all'inizio di quest'estate mi sono rotta un piede, sfortunatamente, sono tornata qui in Veneto dai miei genitori. Come hai fatto a romperti il piede? Ma banalmente una scivolata, non è stato tu facendo atti strani. A contorcerti in maniera assoluta e poi ti rompi un piede in una scivolata, accade anche questo. Sì. Quindi? E quindi sono tornata qui in Veneto e ho trovato questo lavoro come infermiera e ho deciso di accettarlo, anche perché fortunatamente è in una clinica che mi permette di avere i weekend liberi e di potermi dedicare anche agli spettacoli, comunque continuare a farlo. Quindi abbini adesso l'attività professionale, ma anche voglio dire, l'attività quella per cui hai studiato. Sì, ecco, ma ti agevola in qualche modo questa tua disciplina, chiamiamola sportiva, alla tua attività di tutti i giorni? No, in realtà no, anzi ho dovuto riscoprire ancora di più la mia passione, nel senso che adesso ho molto meno tempo di dedicarmici, avendo le giornate impegnate nell'altro lavoro. Devo sempre cercare di ricavare il tempo la sera o durante le pausa pranzo per fare i miei allenamenti, perché comunque ho bisogno... Di quanto tempo hai bisogno? Di una certa costanza più che altro. Ci sono dei giorni in cui faccio un allenamento completo, quindi sia muscolare che di stretching, allungamento e poi acrobatico, e dei giorni in cui mi dedico unicamente alla flessibilità. Però certo è che c'è bisogno di grande costanza, non si può stare lunghi periodi senza fare gli esercizi, altrimenti poi ovviamente ci si irrigidisce un po' o comunque si perde il livello che si è raggiunto. Allora, prima di arrugginirsi, noi cediamo la linea alla regia e poi torniamo a parlare con Gaia Petrini. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. 22 ottobre 2017. Referendum sull'autonomia del Veneto.
Il quesito sarà: vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti espressi. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. L'elettore dovrà presentarsi al seggio indicato nella propria tessera elettorale munito di un documento di riconoscimento valido. Allora, quanto tempo l'abbiamo capito, ma tu curi anche l'alimentazione per la tua attività? Beh, nel mio caso io seguo un'alimentazione vegana, ma questa è una scelta personale che ho fatto moltissimi anni fa in realtà, e che però non c'entra molto con poi l'aspetto della flessibilità, anche se so che molte contorsioniste, anche tra le più famose a livello mondiale, seguono la stessa alimentazione. Però dai miei studi non penso ci sia una connessione effettiva poi con la flessibilità. Tu sei anche appunto una personal trainer, Sì, perché poi esattamente. hai anche questo tipo di competenza, ma quale esercizio consiglieresti ad una persona che sta per molte ore seduta davanti al computer? Beh, tendenzialmente le persone che stanno molto sedute sviluppano un po' di cifosi a livello cervicale o comunque problemi alla schiena, quindi anche un semplicissimi esercizi di stretching, quelli più comuni, possono aiutare, solo che ovviamente bisogna avere appunto costanza sempre nel farli, quindi non farli una volta ogni tanto, ma regolarmente, anche alla fine delle ore di lavoro, può aiutare a avere un rilassamento Senti, fino a che età è possibile ottenere certi risultati contorsionistici, per così dire? Allora, se bisogna migliorarsi, cioè quindi raggiungerli, non è definibile un'età precisa, però certo ho conosciuto sempre tramite internet persone che anche all'età di 30 anni hanno iniziato un percorso come il mio e hanno raggiunto dei livelli molto alti, e con un allenamento ovviamente adeguato e anche seguite magari da persone competenti. E per quanto riguarda invece i contorsioniste tra le più famose al mondo, quelle provenienti dalla Cina o dalla Mongolia, ce ne sono che anche adesso a più di 40 anni continuano comunque ad esibirsi ed avere una flessibilità elevatissima. Ecco, questa è una domanda che interesserà molto il nostro esperto Ruvo, che lui adesso, penso dopo questa intervista senz'altro vorrà dedicarsi al contorsionismo. Si parla sempre di contorsionista donna, ma ci sono dei limiti oggettivi proprio cioè è più facile per una donna il contorsionismo rispetto ad un uomo? Sì, tendenzialmente è più facile per una donna, anche per una questione ormonale proprio, perché gli estrogeni aiutano la flessibilità, però ci sono anche contorsionisti uomini, anzi uno dei migliori al mondo è appunto un uomo, un ragazzo che ha una flessibilità estrema e veramente fuori anche per me che sono nell'ambiente, è veramente straordinaria. Come si chiama questo Quindi, signore che ce lo andiamo a cercare? Il nome è difficile perché è un nome russo. Un nome russo, non... ma non ci interessa. Allora, senti, ma tu hai una cosa che volevo chiederti è: cosa fai per rilassarti? Beh, a me rilassa molto il contorsionismo? Sì, esattamente, infatti a volte vengo presa in giro a casa mia perché mi metto a guardare la TV in posizioni strane o nel divano girata al contrario. No, bisogna avvisare le persone che entrano in contatto con Gaia Petrini, perché a un certo punto non chiamate subito la Croce Verde, perché in realtà lei si sta rilassando. No? Se I miei genitori inizialmente si preoccupavano, soprattutto quando ho iniziato ad allenarmi per conto mio, prima che poi diventasse effettivamente un lavoro, dicevano questa cosa fa. È un po' strano. Un sogno nel cassetto? Sì. Domanda così. Il mio sogno sarebbe aprire una scuola di contorsionismo, che sarebbe la prima probabilmente in Italia, certo. Anzi sicuramente dedicata a quello. Sì, Ruvo si è già iscritto. Un oggetto, una foto che ti ricorda? Sì, questa foto molto bella. Sì, è una foto di me con il mio gatto che ho avuto per tantissimi anni, perché per me ha rappresentato, cioè, su di lui ho scritto tantissimi racconti ed era un po', diciamo, il mio... Come si chiamava questo gatto? Buffy. Il mio fratello, che insomma mi ha aiutato a costruire un mondo di fantasia che è durato per tantissimi anni. Fino e non a caso, cara Gaia, hai scelto come animale l'animale più contorsionista che esiste in natura, che è il gatto. E quindi chiudiamo con questo doppio contorsionismo. Grazie a Gaia Petrini, grazie a lei, contorsionista, io ti auguro una carriera luminosissima. Grazie. Alla prossima. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Uno Magazine.